Ciao Matti, eccoci, dopo ti aggiungo, dopo ti aggiungo, anzi, vabbè, dopo ti devo aggiungere per forza, però intanto modifico le impostazioni perché non vorrei che poi l'audio fosse troppo forte. Allora, visuale, video, regole, ecco, aspetta. Regole, falli di mano, sì, metteremo i falli di mano, mettiamo qua 5, 5, 5, 5 e per sicurezza pure qua 5 e 5. Probabilmente Matti, probabilmente potrebbe essere anche peggio di quello dell'anno scorso, ma a me sinceramente importa poco, non avendoci giocato per anni, per me anche questo va benissimo. Tanto ciao anche a Gigi, nuova carriera. Ciao Ale! Allora, scarica più recenti. Ciao Gigi. Allora, ok. Tecnico, ovviamente. Allora, questo che è palesemente Payak con la barba dei pavoletti. Ciao Manuel. Allora, sì, sì, no, ma la carriera io l'avrei fatta a prescindere, Matti, perché so anni che non la faccio, mamma mia, sto in astinenza. Ieri ho giocato tutto il tempo all'Ultimate Team. Ciao Nico! Ovviamente carriera con il Cagliari, ovviamente. Minchia, 10 milioni di budget trasferimenti? Ha capito Giulini? Ma subito. Allora, facciamo così. Difficoltà campione. Facciamo 5 minuti. Valuta ovviamente euro. Sì, assolutamente, mi sono fatto il plus, sì sì. Giochiamo assolutamente insieme, Matti. Mm. Competizione. Attiva la possibilità di giocare in Europa nella prima stagione. No. Voglio giocare in Europa. No, sono uscito. Voglio giocare in Europa, ma non nella prima stagione, oh. Già dalla prima stagione, no. Disattivo. Finestra di mercato, sì. No, le nazionali no. Qua io metto elastico perché comunque sono anni che non gioco. Cambi di proprietà, no. Stadio. Oh, mettiamo uno stadio decente, per favore. Questo sembrava quello nuovo del Frosinone. No. No. Questo ricorda un botto il Sant'Elia. No. No. Io metto uno stadio figo. Ma fanno tutti uno più schifo dell'altro. Facciamo questo che è figo, dai. Ah, metto questo e la chiamiamo. No, Sant'Elia no. Pa, pa, pa. Vabbè, andiamo proprio de classico.
Intanto fatemi sapere ragazzi com'è l'audio, se va bene. Se devo alzare, se devo abbassare. Applica ed esci. Avanti. Il calcio è tornato ragazzi. Madò, mi pare un sogno fa sta cosa. Non pensavo mai di poterlo fare. Ma io qua devo premere X? Non si sa. Finirà prima o poi sta schermata. Ah no, c'è il coso in basso, non l'avevo visto. Vabbè, tanto giocherà qualche partita Lumumbo, eh. Allora, fammi cancellare tutto qua. Perché farò due carriere. Una, penso, una qui su YouTube e una mia privata. Allora, andiamo sempre dove ci danno più soldi. Oh, qua per me è tutto completamente nuovo. Perché sono anni che io non faccio la carriera, quindi per me è tutto veramente nuovo. Allora, sì, elimina. Elimina. Mm? Sì, vabbè, elimina. Vivaio. Chi ci abbiamo? Michael Kier. Massimo 79. E questo? Il fratello di Dele Alli? Attenzione. Questo 48 adesso. Se può mandare in prestito. Dunque, questo si va a fare un bel giretto, Pure sto cinese si va a fare un bel giretto. Questi per adesso me li tengo. Eliminiamo. Sì, vabbè. Non me ne frega un cazzo. Allora, la rosa ragazzi non gli do un'occhiata, ma giusto per vedere gli overall, perché non è che mi interessi tanto. Cranio 81, Aresti 67, Vicario 68. Mianghe, vabbè, sta in Trivaldelli 60, bene. Nico Gianni 68, Pisacane 73. Ok, Carboni, lista prestiti. Clavan, Ceppitelli, lista trasferimenti. Clavan, lista trasferimenti. Valukiewicz va bene, Pinna, Zappa, Tramoni, Pajak, lista trasferimenti. Rog, Marin, Nandez, Oliva, Faragò. Prima de subito, lista trasferimenti. Caligara, lista trasferimenti. Pereiro, Birsa, lista trasferimenti. L'altro Tramoni, Sottil solo 66. Beh, Pavoletti, via. Via, via Pavoletti. Via Cerri, via tutti. Lumbo 65 mostra un ottimo potenziale. Attenzione. Lumbo, tanta roba. Trasferimenti, no, per adesso non ce ne sbatte il cazzo. Però per 10 milioni. Allora, voglio essere coerente con quello che ho detto quest'estate. Sì, no, queste cose già c'erano prima, queste le so fortunatamente. Quanto mi chiedono? Costa 3 milioni. Però è in scadenza.
Quindi non ci viene adesso. Che palle. È in scadenza. Ciao France. Fazio in scadenza. Allora. Difensori centrali. Fammi vedere tutti. No, magari diamo un po' una scremata. Acerbi, Armini. Vani, Bastoni, Bonifazzi, Bonucci, Caldara, Caldirola. Non è che ci sia tutto sto granché. Che riassunto devo fare? È cominciata adesso. France. Ci viene lo stesso pure se è scadenza? Dici? Pure Milenkovic sarebbe tanta roba. Vabbè. Per adesso. Mo ci provo. Hub mercato. Quanto mi rompe i coglioni. Innanzitutto proviamo con Armini. Proviamo. Ma no, questo regà per me è tutto completamente nuovo. Tutto. Sì, vabbè. Allora, offerta per il cartellino. Armini. Regà, 750.000. Che dite? Troppo poco? No, Milenkovic so anni che c'ha quella faccia. Vabbè, io ci provo così. Ai brutte mi butto su Fazio. No, si sono fatti roder culo. Benissimo. Allora proviamo per Fazio. Allora, offerta per il cartellino. Costa 3 milioni. È in scadenza. Io te ne do uno. Di più non te posso da. E se fa roder culo. Vabbè. Andiamo su un altro difensore centrale. Lui. Che io mi sono innamorato guardandolo nella carriera de Falco. Ti prego, dimmi che non sta in prestito. Si è tagliati i capelli. No, io lo volevo coi rasta. Però sta in prestito allo Sheffield. No, non sta in prestito allo Sheffield. No, vabbè, aggiungi a preferiti. Vabbè, per adesso l'allenamento. Come cazzo funziona? Simula. Proviamo a farci una partita perché io ho messo campione, ma tocca vedere se un altro allenamento. Simula.
Oddio, avevo letto Cagliari, non brilla alla squadra Cagliari. 2 milioni per Faragò? Aspetta, Napoli è disposto a offrire i SAI più un conguaglio di 1,5 milioni per Hernandez. Sì, aspetta, aspetta. Mm. Ma vaffanculo. Pavoletti ci mettiamo subito. Un 5,5 milioni. Me li voglio strappare con Pavoletti. Taccare, è vero, un magico. Allora, rinegozio offerta cartellino. Mi dai 5,5 milioni. Che dici? 4 no. Che ci fai con la rivendita, su? Fai il serio. Famo. Te vengo incontro, dai. 5,2 e 50. Però senza rivendita. Perfetto. E Pavoletti se lo siamo levati dal cazzo. Forse. Faragò, ma manco mi metto a trattare, va benissimo così, ci danno pure di più. Perfetto. Sì, non me ne frega un cazzo. Ma vattene a fanculo, Cherry. Cavolo. Entusiasta per il futuro, su. Ma costa troppo il ninja. Costa troppo. Proviamo a vedere, ma costa veramente troppo. Capirai, 30 milioni. Cosa? Questo quando cazzo lo pigliano in Olanda? Infatti. No, vabbè, per adesso voglio provare la squadra così, tanto c'è la partita. No, aspetta, oh. Cambiamo modulo per favore. Dove sta il 4-3 che uso io? Eccolo. Allora. Sì, vabbè, perché me ne sono uscito. Cragno, Godin, Valu, Lico, Joao. Qui. Qua. Sottil, Nandez. Così. No, ho sbagliato. Ok. Va benissimo così. In panchina ci portiamo. Madò la gente. Ci portiamo Pereiro al posto di Pisacane. Luvumbo al posto di Faragò. Però serve pure un difensore. Vabbè, sti cazzi, dai, sono partitelle. Gioca partita. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare contro l'Eintracht. Eintracht. Vediamo un po'.
Il colpo d'occhio delle tribune di Anfield è come sempre da brivido, pochi istanti ancora al fischio d'inizio. Qui vi parla Pierluigi Addirittura ad Quarto, Stefano Anfield Nava che commenterà giochiamo. con me il match. Coppa internazionale europea che si apre con la prima partita della fase a gironi. Ricordo che la difficoltà è campione, Cagliari ed Eintracht Francoforte. È solo un torneo amichevole, ma guai a prenderlo sotto gamba. Queste sfide servono a trovare la condizione migliore in vista della stagione ufficiale. Poi c'è una maglia da onorare, comunque vada. Ah, perso palla subito. Benissimo. Andre Silva. Andre Silva è un mio Occhio pupillo. al suo movimento. Mi piace Si molto. libera alla grande. No, no, no. Ah, coatto. È arrivato questo. No, madonna mia. Palla ancora in gioco, pericolo. Bene, si comincia bene la carriera. Benissimo. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Mamma mia, Naitan. Mamma mia. Mamma mia, Naitan. Mamma mia. Un gioco che possa far divertire i tifosi. Fare punti giocando un calcio Mamma mia. offensivo, beh, è il sogno di ogni allenatore. Spesso però i sogni si scontrano con la dura realtà. Occhio al tiro. No, avevo tirato. Aspetta, oh. Perché ha fatto così? Che non mi dica che c'è sta classico. È classico, mi sono mangiato il gol per quello. Maledizione. No, era gol quello. Perché ha crossato. Maledizione. Che palle. Occhio al tiro. Tutto Ci ho facile provato. per Trump. Ottima la lettura del difensore che ha capito No. tutto e ha recuperato il pallone. Ah, vedi chi si vede. Ciao Non si può Nico. sorprendere Godin e recupera il Sarà pallone. pure meglio l'Xbox. Però la Play è una questione di cuore. Bravo il difensore che ferma tutto. Mamma mia, Naidan ha visto Joao. Mamma mia. Dai Joao, dai che ci arrivi. Ah. Palla che finisce in out. Azebe. Bello. Pallone invitante. Vai Riccardino. Vedi a far Intervento coatto movido ma Riccardo. efficace per recuperare il pallone. Dost. Bravo Sebastian. Bravissimo. Non riescono a tenerla. Sì, però se non faccio due passaggi di fila come Cristo comanda. Dopo quando vado a giocare contro la Juventus, contro il Napoli, che gli racconto? E barzellette. Questa Coppa internazionale europea si preannuncia davvero come un torneo interessante. Credo proprio che lo interessantissimo, sarà. Pardo, Già non ai te miei dico. tempi queste competizioni erano molto importanti per preparare al meglio la stagione agonistica e qui abbiamo una serie di squadre dai nomi 22 contro decisamente 22. interessanti. Questo ha rotto il cazzo, Oh. Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. Lo so, Bravo qui a Francesco. marcarsi. È stato il popolo che ha votato. Tocco dentro. Il rinvio Io di l'avevo Diego detto che Godin. comunque. Ecco. Dai che c'è. No, niente. Che se rimanevamo in Italia comunque sarebbero state sempre le stesse partite, sempre le stesse cose. Però quasi, cioè, la maggioranza ha votato Cagliari, quindi. Spazio per il cross. Cross Carriera col completamente Cagliari sbagliato. sia. Sarà la touche, la rimessa laterale. Rog. Simeone. Marin. Che poi ragazzi, Buona posizione. mo faccio, cioè sta domanda la faccio quando magari
Oh, vai Nathan! Quando saremo un po' di più, perché adesso comunque siamo ancora in pochi. Però ho una domanda da fare a voi. La mette in mezzo. Ci pensa lui a spazzare via. Che cazzo è? Nessun dubbio per l'arbitro. Bah, vabbè. Andre Silva. Appena siamo un po' di più, se ritorneremo a essere un po' di più, faccio questa domanda che potrebbe interessarvi o... No, 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 no. Salta il difensore. Si guarda intorno. Oddio mio. Cerca il traversone. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta. Con chi la fai? Con quale squadra la fai, Matti? Per vincere oggi, no? Lo possiamo vedere anche dalla grafica in sovrimpressione. Ovviamente dovete seguire anche quella dell'Eccelso. Già mi immagino una squadra di giocatori assolutamente proletari. Per mettere la freccia e passare a condurre. Pallone in mezzo. Deviazione fondamentale del difensore che dediti al culto del roghismo. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Oh, no. Pallone perso. Aspetto che siamo in 10, almeno in 10 per fare sta domanda. Può avvicinarsi alla porta. No. Può metterla da lì. Respinge il primo tiro. Madonna, si vede che è un botto che non gioco a FIFA. Se a campione c'ho tutta sta difficoltà. Eh sì, Nathan è veloce. È velocissimo Nathan. Allora, Sottil invece mi è sembrato un po' lento. Quanto c'ha? 78. Non è nemmeno tutta sta lentezza. Facciamo giocare Luvumbo a Cragno. Via. Quattro paldelli. Mettiamo Massima, che cazzo che frega, lo mettiamo fuori ruolo. Vai. Tanto mi serve giusto per provarli i giocatori. Inizia ora la seconda frazione di gioco in questa Pavoletti nemmeno Mazzardo a mettercelo. Lento com'è. Tornano ad affrontarsi. Chandler. Azebe. Dost. Immaginavo che l'ignoranza e la proletarietà, ecco, sarebbero stati il fulcro della tua carriera. Ora, io ti consiglio il Bristol City, che è una squadra che ho tantissimo a cuore. Vai zitto! No! Nathan, io ti amo, però tu stai un po' in mezzo al cazzo, stavi. Vai zitto. Può crossare. Oh! Attenzione zitto! Vabbè, ho voluto far gaggio. Una potenziale azione pericolosa. Ho fatto il gaggio. Ci sono indicazioni molto precise in queste ore per il Milan, per un giocatore che può servire a rafforzare Ma sti cazzi del la società Milan. si starà fregando le mani pensando a quanto potrebbe incassare da una sua possibile cessione. Siamo in 10, ok. La domanda è: vi interessa che porti anche l'Ultimate Team? Vi interesserebbe l'Ultimate Team perché l'ho giocata e ho notato che prima mi stava altamente sul cazzo come modalità, ma adesso è veramente molto 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 divertente e mi diverte giocarla. Quindi se siete interessati fatemelo sapere. E non so però se magari farla qui o su Twitch. Voi che dite? Decide dunque di operare una doppia sostituzione. Vai zitto, vai zitto, vai, vai, primo gol della carriera, primo gol della carriera, Luvumbo, il primo gol della carriera è di Luvumbo, mamma mia, e Luvumbo la sblocca.
Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcante da cui è scaturito il gol. Quindi, in soldoni, mi state dicendo che vi interesserebbe l'Ultimate Team, però sarebbe preferibile su Twitch. Ho letto giusto Tommaso che ha scritto YouTube, però la maggior parte ha scritto Twitch. Quindi voi preferireste magari, che ne so, la carriera qui e, oddio, e l'Ultimate Team su Twitch, giusto? Ah, ho perso palla. Andre Silva, posizione ideale. No, 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 no. La blocca. Santo cranio da fiesole. Bello. Interessante. Mamma mia Naitan. Mamma mia Naitan. Mamma mia Naitan. Occhio. Bravo. Naitan, figlio mio. Ma che errore dell'attaccante. Era solo Ciao Eric. comodamente, invece ha calciato A questo malissimo. punto sì. Ah no, è vero, è vicario, non è cranio. L'ho cambiato, lol. Super. Ok, allora terrò in considerazione. Vabbè. Terrò in considerazione il volere del popolo. Gol che stiamo rivedendo. Ciao Giorgio. Difesa mettendo palla in mezzo con questo cross. Younes. Ma che è quello che sta a Napoli? Non poteva fare molto da quella distanza. C'è sostanziale equilibrio in campo, la conferma ci viene anche data, vediamo dal possesso palla, sì. Regà, io non vorrei di niente, ma Luvulbo, sì, Luvumbo gliela molla. Finora ci hanno fatto divertire con gol e occasioni da una parte e dall'altra. Azione interessante questa, attenzione. Andre Silva. Andre Silva sa piander culo. Possono ripartire in contropiede. Bello, bello. Vai Ciolito. 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 No, bella, bella. Ha sprecato un'ottima occasione, non Era ha dovuto faticare bella. molto il portiere. Giovanni Simeone. Palla ancora in gioco. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Lo so Giorgio. Comunque Giorgio la faccio anche a te sta domanda perché tu, oddio, tu non c'eri. Un pareggio, quello che Ti stiamo interessa trovando anche a alla te, fine del magari match, volendo, che potrebbe in fondo il accontentare fatto di entrambe le portare squadre. l'Ultimate Team oltre alla carriera? Evidentemente che continuano a chiedere a gran E voce la eventualmente vittoria. la preferiresti su Twitch o su Non si YouTube? accontentano del pari, provano in questo finale. Cerca e trova il compagno. Mamma mia Pereiro. Mamma mia Pereiro di classe. Che personalità, Mamma mia. che carattere. Che classe Pereiro. Trovando la rete proprio nei minuti finali, fantastico. Questo Ma che il gol ha replay del fatto gol Pereiro. perfetto, il filtrante a scavalcare il difensore. Ha poi messo Di alle spalle destro del portiere poi. un delizioso cucchiaio da pochi metri. È un gol pesantissimo questo. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari che ormai si aspettavano di concludere la partita in parità. Bravo Diego. Recupera un pallone pericoloso. Fossi in te farei tutto su una piattaforma. E lo so, però magari a molti non interessa, capito? È quello il fatto. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Pallone A riconquistato. parte che se ci fai caso anche adesso, paradossalmente faccio Ci provano ancora, non è finita. più persone in live quando non faccio il gameplay. Oddio! Quindi a questo punto mi viene anche da pensare, cioè devo continuare a portare la carriera? Cross verso il centro dell'area. Via, 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 via. Vai contropiedone, contropiedone. Corri Ciolito, corri, 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 corri. Occhio all'avanzata. Straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Occhio al pallone in mezzo. Sventa il pericolo e allontana. Dai, tanto è finita. Finisce qui, Ok. ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Una vittoria voluta. Anche grazie al fattore campo cosa che giochiamo ad Anfield.
Magari il gaming si sposta su Twitch a parte la carriera. Bisogna vedere anche se la carriera continuerà a fare dei numeri, diciamo, accettabili per poterla continuare, perché se vedo che comunque continua così, a sto punto la carriera su YouTube non ne vale la pena, ecco. Tanto scusate un attimo. Ok, Pavoletti venduto. Ciaone. Il Cadice vuole Clavan. Un milione e 4 vale 1.400.000. Va benissimo così. Allora, sì, non mi dovete romper cazzo. Finanzia, ci abbiamo 14 milioni. Allora, io con 14 milioni mi vorrei andare a prendere un attaccante che faccia da riserva a... Ciao Daniele, che faccia da riserva a Simeone. Un attaccante che possa fare da riserva a Simeone. Vediamo intanto. Voglio cercarlo in Premier. Sì, Abram Mosan da Benteke, Batshuayi, Cavani, Teodor Corbeanu, Giroud, 11 milioni, nemmeno troppo. Takar, è vero, la lista svincolati ripristina. Dov'è Gunyevan? Eccolo! Prendiamo Takar come riserva di Simeone. Contatta per acquisto. Regà, voi qua mi dovete aiutare perché io sta cosa non l'ho mai fatta, non so come gestirmi per quanto riguarda le cose. Promessa, va bene. Quattro anni, dai. Perfetto. Va benissimo. Allora, quanto gli do? Gli do 5.000. No, oh, se 400. Ah, quelli erano i milioni. Bene. Perfetto. Gli do 5 e 10. Che dite? Settemila. Famo 6.500, dai. Perfetto. Ci siamo presi un magico. No, però su FIFA c'ha ancora i capelli così. No, io lo voglio. Lo voglio. Voglio un Padù. Voglio un Padù. Quanto me porti via un Padù? Lo Sheffield. Oddio. Potrei andare a vedere su sto FIFA quanto costa, eh.
Però 8. No, 8 milioni ci spenno io. Si attaccano al cazzo. Provo proprio a farmi inculare con 2. Vogliono l'IVA più 270.000. Allora, rimuovi il giocatore. Ti do, se proprio vuoi qualcuno, ti do Pajak e 270.000. Non vogliono Pajak. Allora, controfferta, rimuovi la clausola e te do solo 1.700.000. 2.500.000. 2.050.000. 1 e 8. 2 a 1 e 9 si chiude. Dai, 2 milioni e dammo sti 2 milioni, dai. Sta a fa su, dai. Ah bello, ciao. Allora, salutameli, salutameli. Allora, promessa. Turnover, va bene turnover. Tanto giocherà titolare. Ciao Music. Dai, 5 anni. Sei giovane. Perfetto. Niente clausola. Perfetto. Controfferta. Rimuovi bonus. Avanza offerta. Va benissimo. Quanto è bello con quei capelli. No, oggi non gioco a Rocket. Oggi no, perché sono incentrato su FIFA. Ok, un difensore centrale l'abbiamo preso. Perfetto. Chi attaccare l'abbiamo preso. Se io guardo la rosa, sì, a Ampadu ho messo turnover, ma sarà assolutamente titolare. Allora, qua non si stiamo a capire. Il modulo è questo. Oh. Paoletti l'abbiamo dato via. Ma è un buggatone. Cerchi. Come cazzo si chiama? Cerchi. Ragazzi, me lo state a chiedere, allora io ci provo. Io ci provo. Me lo state a chiedere. Ci provo. Non verrà mai, ma ci provo. Scambio giocatori. Attaccanti. Vi do. Guardate che ve do. E ve do pure il massimo. Me sveno per lui. Niente, Conte si è fatto rodere culo. Ci ho provato, ragazzi. Conte si è fatto rodere culo. Dice io mi incazzo perché ti vuoi privare di Cherry, non perché vuoi Nainggolan,
Ma subito. Subito. Vai. Guarda, cioè, questi mi hanno offerto. Mi avevano offerto Isai più 1 milione per Nandez, ma seriamente. Ma dai, su. Ma in quale mondo? In quale mondo? Andiamo avanti, va. Gestione squadra. Qua Joao. Qua Sottil. Allora Ampadu. Takkar dov'è? Eccolo. Ce lo portiamo in panchina. Posto di Cherry. E il resto devo mettere Oliva perché Rog è un po' stanchino. Destra metto Faragò, giusto per far rifiata un po' Zappa, va. Ma Conte è un furbone purtroppo. Dice no, Cherry è troppo per l'Inter, non lo voglio. Ciò che è uno degli impianti che hanno fatto la storia del calcio, atmosfera da brividi qui. Però che rosicata, raga, non c'è la maglia gialla del Cagliari. Emozioni indescrivibili. Un saluto da parte mia di Stefano Nava, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Godin subito a farfalle. Prosegue con la seconda giornata della fase a gironi. Sfida tra Braga e Cagliari. Squadre che hanno rotto il ghiaccio, all'esordio anche le gambe. È andato pure il fumo nell'occhio per 10 secondi buoni, non ho visto una minchia. Con occasioni da una parte e dall'altra, per quanto si tratti di un torneo amichevole, nessuno ci tiene a fare brutta figura. E poi no, c'è comunque il paio di trofeo, Portiere che blocca senza problemi. Ma mo me sta a venire dubbio. Non mi so portato l'Uvumbo. Mi sta a venire dubbio. Non mi so portato l'Uvumbo. Maledizione. Rui Fonte. Oh. Rui Fonte. Palla che esce di pochissimo, alta. Non volevo mettere pausa. Ma che cazzo? No, aspetta, ho visto bene? Ho veramente visto quello che ho visto? Scusate, raga. No, vabbè. È un mago. È un mago, ragazzi. Riesce a trasfigurare i palloni. No, vabbè. Questa è poesia. Questa è veramente poesia. Gli ha dato pure il fallo di mano. Vabbè, qua c'è della poesia. Qua, ragazzi, c'è della poesia. Bravo qui nell'interrompere tutto. Gara che segna il suo debutto ufficiale con questo club, l'occasione per lasciare subito il segno. Vai Riccardino. Grande responsabilità oltre alle qualità tecniche. Ci vogliono doti fisiche non indifferenti come velocità, forza fisica, stacco. E lui, secondo me, ce le ha tutte. Riccardo. Mamma mia. Ai 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 ai. In mezzo può cercare il cross. Intervento così, palla ancora pericolosa. Edoardo. No. Crossa verso il centro.
Non è che ho dato la 4, poi i numeri li rifaccio. Cerca il cross profondo. Bravissimo qui il difensore che recupera. No. Gaetan. Lo vede? Riccardo. Guarda, FIFA e le competizioni sono un binomio vincente. Lo so, però provo sempre un certo stupore quando vedo ciò. Attenzione perché questa può essere Mamma l'azione che mia. vale il vantaggio. Da rivedere il tentativo dell'attaccante. Comoda la parata del portiere. Era una buona occasione, andava sfruttata meglio. Vai Nathan. A spazio. Mamma mia Nathan. Tutti se li ha magnati, tutti. Tutti. Rui Fonte. Oh. Gaetan. No. Palla in verticale sull'attaccante. Via, via, via. Pulisce la tre Bravo quarti, Ampadu. evitando guai peggiori. La difesa ha spazzato, ma non Chi è era finita. sto fenomeno? Nandez, come te Yuri sbagli. Medeiros. Parata spettacolare, in tuffo per il portiere. Io famo un gol? Dai. Palla morbida a scavalcare Ti la prego. difesa. Immaginavo stavano fuori gioco. Ma qui è finito in offside. Anche in diretta ho avuto la sensazione che fosse oltre l'ultimo uomo, sì. Ho avuto troppa fretta. Dai, dai. Simeone. Interessante la verticalizzazione qui. Che era sta cacarella? Problema per il portiere. Il mio era bel tiro. No sta cacata. Non va bene, devo fare gol. Il pallone è uscito, Sì. sarà rimessa. Era quello che cazzo voleva fare. Marin. Farago. Ampadu. Oliva. No, no, non si chiama Ampadu, si chiama Ampadu. Gran palla qui per il compagno. Eppure se si chiama Ampadu, per me rimane Ampadu. No! Grande intervento del Joao! difensore. Gaetan. Si aprono spazi invitanti. Il pallone Raga, io uscito, si faccio partirà con questa una e poi rimessa le altre le simulo fino all'inizio del campionato perché se no dura troppo. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Gaetan. Può essere il gol del Oh, vantaggio. bravo Diego. Un Occhio po' al meno pallone bravo giusto. Diego. Sicuro l'intervento del portiere. Oliva. No! Bene qui il Era per difensore, a chiudere Sottil. il passaggio, ha riconquistato palla. Ma la volevo dare a Sottil. Gaetan. Pallone perso. Ci sarà Vai, un Joao. minuto da recuperare come indica il quarto uomo. Si libera bene, occhio perché è solo. E vabbè, Pericolo mortacci del gioco. tua. Figo il primo tempo. Va L'arbitro bene, va manda bene, va tutti bene, negli va bene. spogliatoi. Va bene, va bene. No, replay. Va bene così, va bene. Inizia la ripresa di questo match nella fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Sarà sicuramente uno spettacolo, Pier. Mamma mia Sottil. Mamma mia Sottil. Un po' meno bene qua, Sottil. Galleno. Oh, ciao Luke. Mazza, proprio così, de cattiveria, A vattene. metri sulla fascia. Nulla si può al mago Lico Giannis. Via, via. Grande recupero. Via, 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 via. Meno male, meno male. No! Pallone pericoloso qui. Ampadu.
Hanno l'occasione per passare in Ah, vantaggio. Occhio al mamma mia, rimbalzo. solo Questa è Cristo facile, sa come quella di sto Marchisata fa invece a è fa, stata strepitosa. cioè come non sono riuscito a curare. Tutto il proprio valore, No, porta era ad bella. applausi. A prendere gol. Possono rimproverarsi ben poco per come stanno giocando, almeno in fase di impostazione. Non come sto dimostrano facendo tante veramente occasioni una create. minchia. Il problema nasce quando devono concludere Però per l'azione. adesso come difficoltà Lì devono campione va concentrarsi, benissimo. devono essere più concreti se vogliono Vabbè, ho trovare il capito. gol. So un coglione. Se prendo Deve gol, sfruttare me lo questa merito. occasione. Il portiere Meno in male, va. presa sicura. Bello. Bello. Ci è Puntuale arrivato qui prima il lui, però. difensore nel recupero. Sostituzioni in arrivo. Probabilmente stanno solo attendendo che l'arbitro interrompa il gioco. Sì, fa pure a me, infatti. Allora. Leghiamo Joao. Mettiamo un as. Lo spostiamo di qua. Leghiamo Sottil, Simeone. Mettiamo un magico. Mettiamo Pisacane al posto di Godin. E gli facciamo fare un'altra partitella a Vicario, dai. Secondo le ultime voci di mercato, Immobile Ligo è diventato uno di noi. il Bayern Monaco. Ha dimostrato il suo valore in campo, è normale che abbia attirato l'attenzione da parte Ma di sti diversi club. cazzi di Immobile. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero Vediamo come studiando. attaccare. Passaggio troppo forte, nessun problema per il Mazza portiere. quanto è veloce, oh. All away supporters, can you please remain seated after the game and your coach will meet you at the turnstile. Thank Oh, you. no! Sua la palla con Se n'era intervento andato duro, ma benissimo. regolare. Sì, c'è Zito su FIFA. Ha fatto anche lui il primo gol del Cagliari di questa C'è campo per carriera. andare, attenzione. E ti dirò, non è per niente male Pareggio che Lumbo, regge, eh. provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Alla palla del vantaggio. Tiro Oddio. respinto. Via. Bello. Vai Riccardino. Ha spazio davanti a sé. Vai Dakar. Occasione d'oro. Oh. Trattiene, occhio alla No. possibilità. Deviazione fondamentale del difensore. Non ci che salva la credo. Questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già Non pronto a ci esultare. credo. porta. Ci sarà dunque una sostituzione. Occhio al pallone in mezzo. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Sì, guarda quest'altro. Shaolin Soccer, si è visto. Marin. Suggerimento interessante. Pallone sulla corsa. Era No. una grande possibilità in contropiede. Ancora un quarto d'ora da giocare. C'è campo per la ripartenza. Poteva essere una buona ripartenza. Dai, famolo Tutta da via. l'1-0, dai. Vai Dakar. Ecco. Devo stare zitto. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Ancora un passaggio perfetto. No, qui Pallone profondo, qui addirittura pericoloso. dice che c'ha un ottimo potenziale. Buona l'idea, meno l'esecuzione qui. No, troppo frettoloso sono stato. Intervento Meno ruvido male. ma corretto. Punteggio fermo sul risultato di parità con il match che ormai volge al termine. Ti aspetti una sorpresa, Stefano? È quello che vorrebbero le due Mamma mia, tifoserie, vai evidentemente Dakar. non soddisfatte del risultato che sta maturando. Possono passare in vantaggio. No. Allontana il difensore su questo tiro. Troppo alta la difesa, troppo alta. Una nuova azione a caccia del gol vittoria. Gaetan. No. Occhio da lì. Palla ancora in gioco. È arrivato il gol del vabbè. vantaggio proprio nel finale. Devono mantenere i nervi saldi, ancora per poco se vogliono portare a casa vabbè. questa vittoria. Ormai il più è fatto. Hanno scelto il Crislan. momento giusto per portarsi in vantaggio. Sì, per gli avversari Bah. a questo punto sarà molto difficile, per non dire impossibile, recuperare. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Ancora 3 minuti prima del fischio finale.
Si affidano a una fitta ragnatela di passaggi per togliere il Madò. ritmo agli avversari. Bisogna anche No, saper no, no, gestire no. il possesso palla e loro stanno dimostrando di farlo molto bene. Occhio a un pallone importante. Madò, per se chiudere la segnava. partita, attenzione. Se segnava. Tutto ultra offensivo. No, che culo. Arriva il triplice E fischio del vabbè. direttore di gara che sancisce il KO. Mo da della qui squadra le simuliamo fino ad arrivare all'inizio di stagione. Avanti. Se si prendono sti soldi bene, se non si prendono, amen. Il Benevento Cepitelli? Subito, tiè. Tanto mi si sta a scaricare pure il telefono. Simulazione veloce. Come va a finire, va a finire. 3-1. E amen. Eh sì, sto a vendere tutti gli esuberi. Cepitelli venduto, perfetto. Pure Cherry, benissimo. Guarda, nemmeno mi metto a contrattare. Questo che era? Vai. No, l'ho rifiutata, volevo accettarla, vabbè. Amen. Ma che cazzo, no. Allora. Tratta. Allora. Non me ne frega un cazzo di successo. Quindi rimuovi. Vale 2 milioni e 9. Tu mi dai 2 milioni e 9. Perfetto. Speriamo che prova al Fenerbahce. Ciao Giorgio. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Vabbè, ma si sa che lui vuole tornare a Cagliari. Perfetto, c'è rivenduto. Il Benfica vuole Nandez, 19 milioni. Se vuoi Nandez, me ne dai almeno 40. Sì, 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 sì. Anzi, famo 50. Allora te ne vai a fanculo, amico mio. I giocatori buoni si pagano. A quanto siamo arrivati? Come procede qui? Il primo gol della stagione l'ha fatto Lumbo, Matti. 20 milioni. Attenzione.
Ci si riprova, ragazzi. Ci riproviamo. Diciassette e mezzo. Speriamo bene. Niente, Conte si fa rodere il culo. Conte si fa rodere il culo. E chi si potrebbe prendere? Vabbè, per adesso la rosa sta bene così, però non servono chissà che cosa. Pajek? Tuo, pigliatelo. Proviamo a racimolare un po' più dei sordi. Il negozio offerta 1,5 milioni. Sì. Famo 2,4 milioni. Oh, vedi che già si incomincia a ragionare. Dai che a 2,3 milioni la chiudiamo. Dai. Ma vaffanculo. Sta a far purciaro per due spicci. La Fiorentina ha preso Silvestri. Senti, qua accetto subito. Vai, tanto. Stavo a vedere se magari in terzino destro e Zappa diventa il sostituto. Tratto. Vediamo un po' cosa ci dicono per Carboni. Prestito con diritto di riscatto. Accetta. Prestito di 2 anni. Va bene. Ma che cazzo vuole Siri? Un attimo di pazienza. Deficiente. No. Lo stipendio te lo paghi tutto tu. Ah. Lo stipendio te lo paghi tutto tu. Oh. Lo vuoi capire che lo stipendio te lo paghi tutto tu? Ma vaffanculo. Ah. Tramoni in prestito? Ok. Questi vogliono il giocatore in prestito, glielo pago io. Ti piacerebbe?
Il Bayern Monaco, Godin. A me va bene, però se questo subito parte a fare fatto, tu hai Godin, a me mi dai Boateng. A 0 mi devi da solo Boateng. Perfetto. Il negozio offerte il cartellino 0. Scambio giocatori. Mi dai Schule. Allora. E allora te la vai a piander culo pure te. Arrivato, vuole Godin. E mo uno cede Godin così. Ma dai, su. Non so se ci sono dopo, perché penso continuerò a giocare a FIFA. Ok, Paiak venduto. No, ab mercato. Allora, svincolato. Vediamo se c'è qualcosa. Terzino destro. La merda. Sul mercato non c'è nessuno sul mercato. Sì, lo sto continuando, devo aggiornare i risultati, poi li aggiorno. Ma lo continuiamo, non ti preoccupare. In Serie A un terzino destro. Calabria, D'Ambrosio, De Silvestri. Muldur. È vero, Muldur. Cazzo, voglio Muldur a tutti i costi proprio. Voglio Muldur. Ah, non lo vogliono da in prestito. Proviamo. Offerta per il cartellino. Quanto potrà valere Muldur? 4, 3. Famo 2. Cominciamo con 2. Oppure scambio giocatori, scusa, ti do 1 milione. Scambio giocatori e pinna. No, si sono fatti rotto il culo. Lo so, ma se gioco a FIFA poi mi dà fastidio che c'è qualcuno che parla, non riesco a concentrarmi, capito? Sì, questi vogliono da 35 e 48 milioni per Nainggolan, ma chi ce l'ha? Dai, arriviamo il prima possibile alla prima di campionato, dai.
Cioè la prima stagionale. Vabbè, che senso c'ha stai in un party se poi devi stai zitto, capito? Addirittura esonerato. Fammi vedere questi come so. Io questo, piano di crescita. Vediamo un po' cos'è. Allora, lui è un C o C? Io voglio che diventa un regista avanzato. Anzi, un centrocampista offensivo. Lo promuovo in prima squadra. Questi li lascio qui. E lo mando in prestito. Lo mandiamo a farsi un po' le ossa. Eccolo, il fratello delle Alli. Aggiungi a lista prestiti. Perché comunque un 48 non mi pare manco il caso. Dai, andiamo a giocarci la partita col Crotone. Hanno preso Jonathan Cristaldo il Crotone. Gli acquisti importanti proprio. Ma mo mi è venuto in mente. Ma se io prendessi lui, proprio lui? Ci proviamo. Ragazzi, questo merita. Questo merita, l'ho visto dal vivo e... bel giocatorino. Pare Eminem su FIFA, però... bel giocatorino. Offerta per cartellino. Ti do 1,5 milioni. Anzi, famo 2. Così. Immaginavo fosse poco. Però col fatto che gioca in Championship, Fazio vabbè sta bene lì. Per la difesa comunque stiamo a posto. Vabbè dai, andiamoci a giocare sta partita col Crotone invece di tergiversare. Il Napoli acquista George Bello. Dai. Chissà se ci stanno ancora Caio Rangel e simili. Perfetto. Vai. 35 milioni per Cragno. Posso alzare fino a 48,9? Io ci provo, raga. Io ci provo. 48,9 ci provo.
Sì, a sto punto. No, vabbè, vado dei 48,9. Ripeto, 48,9. Mi sta più per culo. Quarantotto e guarda, 48 puliti. Ah, oh, sei te che sei venuto a rompere le palle a me, eh? Non so io che sono venuto a rompere le palle a te. Ma che devo abbassare, oh? Se vuole mi dà. Se non vuole non mi dà. Dai, andiamoci a giocare sta partita di Coppa Italia. Contro il Crotone. Gestione squadra. Allora, ci portiamo Luvumbo assolutamente. Ampadu titolare. Dakar. Pereiro rimane a casa se per me. Dove sta Luvumbo? Eccolo. Questi rimangono qui. Un terzino sinistro servirebbe. Perché Trivaldelli fa veramente schifo. Qua. Per il resto va bene così. Andiamo a passare il turno in Coppa Italia. Scusate un attimo. Via. L'attesa è finita dunque, finalmente si gioca. Vedremo chi porterà a casa la vittoria oggi. Ancora pochi istanti e poi si comincia. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Vi do il bentornato sulle frequenze di EA Sports. Con me come sempre Diego, grande Diego. Squadre che proveranno a staccare il biglietto per la prossima fase della Coppa Nazionale. Ti aspetto una partita fantastica, Stefano. Entrambe puntano alla vittoria per passare il turno decisivi, prossimi 90 minuti. Da non sbagliare l'approccio alla partita. I due tecnici avranno catechizzato a dovere i propri giocatori sotto questo aspetto, ne sono sicuro. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono, eh? Perché io me la vorrei portare a casa la Coppa Italia. La butto lì. La butto lì. Marin. Non succede, però. Giovanni Simeone. Bravo qui a smarcarsi. È in buona posizione. Colpito il pallone dal difensore. Maledizione. Gara che segna il suo debutto ufficiale con questo club, l'occasione per lasciare subito Che cazzo il è segno. Kun? Quello del portiere è certamente il ruolo più delicato. Basta un errore, una disattenzione per prendere gol. Occhio a Cigarini. Pallone invitante. Cerca il cross profondo. Senza problemi. Bravo Gragni. Comodo del portiere. Che palle. Chi è? Benali? Eh sì. Bel giocatorino Benali, però non ci spenni i sordi.
Benali. Bravo Rog. Può colpire da lì. Giusto, giusto, giusto. Giustissimo. Ah, ci ho provato. Ci ho provato. Dai, dobbiamo... sì, vabbè, guarda questi che cazzo stanno a fa'. Ma quando mai? Bravo Zappa. Bravissimo. Sempre così. Mazzotta potrebbe crossare. Nuovi colpi. Ampadu, Takkar. Oddio. Abbiamo venduto un po' di esuberi. E penso che dopo mi metterò a cercare un terzino sinistro, perché Tripaldelli non è propriamente il massimo, ecco. C'è la verticalizzazione. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Più che altro era da sfoltire la rosa. Simeone. Poi per i nuovi colpi vedremo. Dragius. Vediamo cosa fa ora. C'è da prendere un terzino sinistro. Oddio, meno male che se l'è cagato, perché Tripaldelli fa un pochino schifo. Io gli darei pure rosso, eh. Oddio, se gli dai rosso quanto mi sento male. Ti prego. No, manco il giallo. Ma l'arbitro gli fa capire che non tollererà altre scorrettezze. Dovrà cercare di non commettere altri falli. Rog. Giovanni Simeone. Conclusione intercettata. Piano piano, piano piano. C'è l'errore, palla recuperata. Con calma, non c'è fretta. Certo, se qualcuno si fa vedere. Non lì! Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Non la volevo dare lì io. Non la volevo dare. Piove e diventa cruciale la scelta. Dio, no. Si avventa sul Bravo, pallone, no! azione che sfuma. Madonna, meno male, meno male. Il difensore se l'è cavato. La notizia era rimbalzata nei giorni scorsi sulle principali testate sportive. Ma sti cazzi dei Gnabry. L'acquisto del giocatore sul quale aveva messo gli occhi. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Marin. Ah, che palle. La permanenza del Cagliari in B, la società rossoblu ha lavorato molto bene, è ripartita dalle fondamenta per costruire una squadra in grado di ridare prestigio a un club che ha vinto anche lo scudetto, ricordiamo, 69-70. Sì, meno male. Quel Cagliari era trascinato dai gol del grande rombo di tuono Gigi Riva, simbolo di una squadra che seppe far sognare un'intera isola e non solo. Dai. Risultato di parità, si affidano al giro. Bello, no, troppo lunga. Grande riflesso Troppo da parte del portiere lunga. che recupera evitando guai. Ah. Benali. Fuori, meno male. Dai. Minchia, già è finito il primo tempo praticamente. Come vola, oh. Simeone. C'è spazio per andare. Intervento ruvido ma corretto. Bravo Marin. Perché in mezzo non c'è nessuno? Traversone controllato. Va bene. L'arbitro dice che può bastare. Che palle. 0-0 alla fine del primo tempo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Lo so, il commento non è mai stato il punto forte di nessun gioco di calcio, perché non è che...
abbiano mai brillato i commenti. Bravo Ampadu dei telecronisti. Dagli avversari. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ragazzi, c'è solo uno che la può sbloccare, secondo me. E sappiamo bene chi è. Sappiamo benissimo chi è. Interviene e spazza via. Riconquistano subito il pallone. Serie A protagonista su questi schermi della prossima sfida. Sta al Cagliari fare gli onori di casa nella partita contro il Napoli. Non vedo l'ora, Pierluigi, di raccontare il match in diretta per i nostri No. telespettatori. Capito, non c'era nessuno, non c'era. Buona qui la copertura di Godin. Vai Ciolito! Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare. No, deve entrare lui. Mi spiace, Sottil. Zito. Ragazzi, Zito secondo me sarà il giocatore. Sarà il giocatore di questa carriera. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Vai Zito, facci sognare. Che è? Ah, ok. Percentuali di possesso. Sì, sì, Zito esiste, l'ho schierato anche. Eccolo là in alto. Finora in campo nessuna delle due squadre è riuscita. Oh, Possono passare vai in Ciolito! vantaggio. E dai, E adesso vedremo E se dai, cambierà la partita. Faccia sta sonata, Ciolito. Eccolo Lumbo, col 26. Conclusione di piatto elegante, pulita, efficace, nulla da fare per il portiere. Dai, passiamo il turno in Coppa Ed Italia. ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Passiamolo questo turno. Cigarini. Dragus. Chi? Preferiscono Reus. buttare via il pallone e affidarsi al fraseggio. Perché c'è per Luvumbo dare in caccia difesa e nel gol non del pari. Zappa? Se lo lascia sfuggire. No. Di fisico e di attenzione. Passa al centro. Sarà battuto dunque. Luvumbo ha fatto fallo. L'arbitro lo richiama. Luvumbo si è incazzato, la società gli ha detto non puoi più giocare alla play e ha fatto fallo. C'ha ragione, eh. La mette in aria. Perdono il possesso del pallone. Ah, Benali. Butta la porta. No! E con No. questa rete si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. Che gol di merda. Vita colossale, come possiamo Chi è che vedere se da l'è queste dimenticato? immagini. Ligo Non si possono Giannis. perdere certi Ligo palloni. Giannis. Bravi gli avversari ad approfittarne. Marin è uguale. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Assegno la formazione ospite con il numero 97 Emmanuel Rivière. Simeone. Un altro che non mi sta a piacere per Cigarini. niente è Simeone, ragazzi. Mustacchio. Io non ve lo vorrei dire, però. Galleria in trasferta per loro, come sempre, in diretta su EA Sports. Magari lasciamo Tripaldelli. Oh, Grande intervento del bravo difensore Ampadu. in area. Si lascia Tripaldelli e si prende un attaccante, perché a me Simeone non mi piace. Squadra Troppo ospite che sembra lento. pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno. Ho già in di mente forze un fresche. nome, sperando che non costi Magari per trovare il un, passaggio, regalando la un'infinità. touche. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Ah, troppo lunga. C'è la rimessa con le mani.
Siligardi. Comunque ragazzi, finisco questa partita col Crotone e chiudo la live per oggi. Tanto sicuramente la faremo pure domani. È un'altra volta troppo passaggio mal lunga. calibrato col pallone che esce oltre la linea laterale. Siligardi. Regalano palla agli avversari. Sta per scadere il tempo, attaccano alla ricerca del gol partita. Vai zito. No. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Bravo Ciolito. Potrebbe crossare. Ah, troppo lunga. Tra le braccia del portiere. Buona lettura dell'azione. Dai. Bene il passaggio. Dai. Ah. Efficace il pressing. Meno male. Dai, siamo lì. La push, la rimessa con le mani. Cerchiamo di non arrivare ai supplementari. No. L'ennesimo contrasto vincente. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. 2 minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Una nuova azione a caccia del gol vittoria. Perché Zappa ha accorciato così? No. Via. Il tuffo che evita il gol. Madre. Forse l'ultima. Eh sì, Domenico, finalmente anch'io. Non mi pare ancora vero, devo essere sincero. Risultato che si sblocca quando sembrava ormai sulla parità. Hanno provato a vincerla fino all'ultimo e questo gol Non ci credo. Chi è Simi? Sì. Non ci credo. hanno sfruttato questo corner alla perfezione trovando il gol, come dimostra Godin, cazzo. di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Vabbè. Si comincia con una sconfitta, Sapevano ma che non sarebbe stata una passeggiata, così è stato. Qualificazione che è arrivata al termine di un match. no, sto a difficoltà campione perché erano da anni che non era un anno che non giocavo a FIFA. L'ultimo FIFA che ho giocato è il 15, quindi sto a campione. Intervista post partita. Ragazzi, faccio un'intervista, salvo e poi chiudo la live. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. È terminata contro il Crotone. Cosa ne pensi di questo risultato? Abbiamo fallito le occasioni create. Come è stato possibile? Pura sfortuna. Liberiamo il mister, è tutto, grazie. Allora, salvo. Niente ragazzi, allora vi ringrazio per aver partecipato a questa prima live sulla carriera. Molto probabilmente domani ne arriverà un'altra, molto probabilmente. E niente ragazzi, ci vediamo domani sperando che le cose vadano leggermente meglio. Ciao ragazzi.